Cosa sarebbe il mondo se non esistessero gli allevatori e il formaggio con i suoi derivati? A porsi l'interrogativo, una delle figure più autorevoli del settore lattiero-caseario veneto, in un contesto per eccellenza, la rassegna Caseus, come sempre nello straordinario scenario di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, Alta Padovana, oggi diventato Caseus Veneto, Caseus Italiano e Caseus Mundi, con l'apertura alle produzioni di alcuni paesi europei. Alla 18ª edizione, questa magnifica vetrina dei prodotti della trasformazione del latte, impreziosita dal nuovo progetto della regione Casa Veneto, che diventa punto di riferimento e di identità della produzione del territorio, sotto l'egida di 4 realtà come il Consorzio di Qualità CSQA, l'Associazione Intermizzo, Bioagro e Veneto Agricoltura, ha dimostrato che pur in un critico momento congiunturale il settore ha saputo trasformare la difficoltà in risorsa, privilegiando un percorso di qualità, e Casa Veneto, costruita fisicamente grazie al contributo del Consorzio Legno Veneto, costituisce la migliore dimostrazione in questo senso. Ad essere usato materiale proveniente dalla Val Visdende, nel Comelico, provincia di Belluno, duramente colpita e provata dalla tempesta Vaia di fine ottobre del 2018, ma nel contempo espressione della volontà di rialzare la testa e garantire lavoro ai giovani della montagna, anche se ovviamente tutto questo non può impedire alla congiuntura di questi ultimi anni e mesi di pesare terribilmente su aziende e famiglie. Il settore paga duramente il caro energia, lo paga ad esempio nel settore lattiero-caseario. Noi pensiamo che abbiamo come riferimento 2850 stalle con almeno un capo, stiamo parlando di circa 436 milioni di euro di fatturato e di 12 milioni e 200 mila quintali di latte. È ovvio che queste sono aziende anche energivore, soprattutto nel contesto lattiero-caseario. Bisogna intervenire velocemente con un decreto, io spero che il nuovo governo lo adotti come primo provvedimento affinché si vada a abbattere il costo dell'energia, per aiutare le imprese, anche le microimprese in particolar modo, e le famiglie. Veneto Agricoltura ha avuto un carico dalla Regione ancora anni fa di sostenere la biodiversità agraria, siamo quelli che tuteliamo ad esempio le razze autoctone e le specie vegetali autoctone. Ecco, c'è tutto un campo di attività che sono legate alla biodiversità, che possono essere poi anche vendute nel resto del mondo, soprattutto in Europa. In questo periodo non siamo solo noi allevatori penalizzati, come purtroppo ogni anno potete sentire, ma quest'anno sono in difficoltà molto anche le aziende di trasformazione, perché i costi li hanno decuplicati, come sono decuplicati per noi. Quindi i costi dell'energia, parlo naturalmente gas, corrente elettrica e quant'altro. Loro che utilizzano tanto e che in qualche maniera riuscivano a fare economie quando pagavano poco, adesso le economie non le fanno più, per cui faticano a trasferire a noi quello che è l'aumento. Noi abbiamo avuto un aumento del latte, ma noi stavamo meglio quando non avevamo l'aumento, con i costi che erano nettamente inferiori a quelli che sono adesso. Loro stavano bene, riuscivano a fare bilancio, non lo fanno più. Abbiamo visto ci sono aziende di trasformazione che hanno sospeso le produzioni.